Tu non sei sola qua giù, ci sono mille orizzonti. Il municipio a Noventa di Piave si è tenuta la cerimonia di consegna del ricavato di A Child is Born, la manifestazione che si è tenuta nel periodo natalizio a Noventa e a Caorle con 2 concerti con finalità benefiche. Siamo con Maria Del Rovere, l'ideatrice, colei che porta avanti ormai da 16 anni questa iniziativa. Che iniziativa è e come si è sviluppata quest'anno? Allora, il nostro è uno spettacolo multimediale dove unisce varie arti, non solo la parte diciamo che mi riguarda, quindi canora, quindi diversi cantanti anche della nostra zona, anche molto conosciuti, diversi artisti, musicisti, ma non solo. Abbiamo aggiunto questa, ormai da 3 anni, questa sorta di cortometraggio che viene trasmesso a pezzi che racconta una storia. Quest'anno abbiamo parlato di maternità, di maternage, cioè la volontà di una donna di avere un bambino e senza una buona riuscita. Siamo partiti da questo concetto, ma poi siamo arrivati a una trasmissione del bene, di quanto il darsi agli altri può essere veramente gratificante e può veramente riempirti d'amore, cioè il fatto di aiutare può tornarti indietro veramente come un boomerang e darti tanto. Questo è stato il concetto di quest'anno e insomma siamo molto contenti. Il ricavato dell'iniziativa va all'associazione Onlus ABC del Burlo Garofalo. Sentiamo da Filippo Ciampa di che cosa si occupa. ABC sta per Associazione dei Bambini Chirurgici ed è un'associazione che supporta i bambini chirurgici, ovvero quei bambini che nascono con malformazioni ed hanno bisogno di un supporto sin dai primi giorni, settimane e mesi di vita. Lo facciamo in modo complementare all'ospedale, cercando di rendere, diciamo così, il percorso chirurgico il più sereno possibile nelle difficoltà. Ci occupiamo di accogliere le famiglie e i bambini che da tutta Italia vengono a Trieste perché l'ospedale è un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda questo tipo di patologie. Lo facciamo con il supporto emotivo e psicologico in reparto e con tanti volontari che ci aiutano ogni giorno per stare accanto ai bambini e ai genitori.